Nuovamente ben ritrovati, buona giornata, è la terza parte di 7 in punto e questa terza e quarta parte si occuperà invece di un'altra lista dopo il Movimento Civico Famiglia Pensionati, è il momento invece di L'Altro Veneto, ora possiamo e diamo il primo buongiorno di quest'oggi a Teresa Lapis che è candidata appunto, ben ritrovata, buon trovata, buongiorno e siamo appunto con, lei viene da San Donà di Piave, giurista e come si avvicina appunto all'Altro Veneto, ora possiamo? Ma io insegno diritto, lavoro con i comitati da molto tempo, sono stata difensore civica per 10 anni in provincia di Venezia nel consorzio Pitergino, quindi ho sempre lavorato con i comitati di base e con i ragazzi che riempiono i comitati rispetto alle loro possibilità di perseguire interessi locali. Tra la scuola, la difesa civica, la mia partecipazione in questo senso come servizio mi è sembrata quasi naturale. Il programma è molto ampio, molto anche ben distinto, quindi vari campi di interesse. Diceva di scuola innanzitutto, da insegnante insomma è uno dei temi importanti dell'Altro Veneto. Sì, è importante perché adesso il problema dell'autonomia ha dovuto far riflettere le persone su che cosa è autonomia territoriale e scolastica rispetto a un ruolo, a una nuova identità della scuola tra scuola e territorio, che possa promuovere però i soggetti della scuola, non la scuola come luogo solamente per imparare cosa, ma essenzialmente per avere un rapporto col territorio, col lavoro. Il mio profilo di insegnante come cittadina, come persona, poi mi impone di evidenziare che non c'è nessuna possibilità di poter accettare una norma che mi vede sottoposta agli ordini di qualcun altro per esprimere la mia libertà di insegnamento. Quindi noi portiamo avanti il discorso della scuola come centrale nella nostra lista, essenzialmente perché in lista ci sono anche tanti giovani, c'è anche un ragazzo di 18 anni che sta finendo il liceo classico del Portogruarese e penso che sia molto importante questa trasversalità perché la scuola anche in un'ottica europea non impone un governo gerarchico e impositivo ma una governance, cioè un rapporto col territorio e con gli altri enti che sia un governare insieme, è un apprendere insieme. Non basta dire buona scuola insomma. Non basta dire buona scuola e non basta soprattutto avvicendarsi e parlare agli insegnanti perché ci sono le famiglie, perché ci sono gli studenti e oggi le scuole, bisogna che qualcuno lo sappia, va avanti anche per i contributi che sarebbero facoltativi ma ormai obbligatori per le famiglie e gli studenti vogliono dire la loro. La sua provenienza dalla zona di San Donà mi fa incuriosire un attimino legata al Veneto orientale e alla nuova esperienza di città metropolitana che dovrà applicarsi. Sarà un bel banco di prova. Sì, questo è molto importante. La città metropolitana è una questione che deve essere assunta ed essere una questione centrale, una presa in carico di tutti perché è un territorio che deve ragionare insieme. Quindi noi dobbiamo effettivamente essere insieme in una coesione consapevole di quello che è la città metropolitana che riguarda la mobilità, che riguarda il fatto che oggi uno studente va da San Donà a Venezia o a Padova, che può abitare a San Donà e lavorare in tutta la regione, quindi la città metropolitana è un tema centrale. Di una presa in carico però che deve essere assunta con consapevolezza e ci deve essere informazione, c'è poca informazione a riguardo e ancora una volta poca partecipazione. La vostra presenza in regione è anche per tirare un po' la giacca diciamo, all'amministrazione stessa sul tema tipo il welfare? Sì, perché tutti i temi legati al welfare, dei diritti sociali, la salute, la scuola, e lo stesso tema della società multiculturale che sta aprendo la nostra regione come territorio a un discorso europeo, è un discorso di territori. Il Trattato di Lisbona propone assolutamente una promozione dei territori, ma propone anche una promozione della dignità. Ci sono ben 5 articoli del Trattato di Lisbona in attuazione alla Carta europea che parlano di tutela della dignità, ma se non si tutelano i servizi, il welfare state, non si può parlare né di pensionati, né di anziani, né di malati. Quindi centrali sono le questioni della sanità, degli ospedali
dei servizi sociali e di tutto ciò che ruota intorno all'attuazione dei diritti sociali, articolo 3 della Costituzione precisamente. Non a caso. Non a caso, sì. C'è molto da cambiare in questa regione? Sì, c'è molto perché la regione è una regione molto importante sia geograficamente che strategicamente sia per l'Italia che per l'Europa. C'è molto da cambiare perché siamo in una situazione dove si stanno decidendo la chiusura di ospedali, dove non c'è una presa in carico delle situazioni di indigenza, dove un popolo veneto lavoratore come sono i veneti lavoratori devono condividere un territorio con tutta una serie di persone che vengono da fuori, che non sono soltanto migranti e che contribuiscono alla ricchezza del Veneto. E secondo me fino adesso questo ragionamento non è stato fatto, quindi il fatto di essere in una società multiculturale e di promuovere e di chiedere alla gente che cosa pensa rispetto alla cura e l'accesso alla cura fino ad oggi non c'è stato. Attenzione, abbiamo un grosso problema per la questione sanitaria che può essere, dopo la modifica del titolo V della Costituzione sul federalismo fiscale, posto all'ordine del giorno perché ci sono moltissimi fraintendimenti che vengono posti anche in questa campagna elettorale, perché in realtà la questione sia scolastica che dei diritti sanitari non possono considerarsi risolvibili perché siamo in un territorio dove noi alziamo delle barriere e dei cancelli. Questo è possibile soltanto se tutti i veneti e non veneti possono trasferirsi in qualsiasi posto per poter accedere alle strutture sanitarie e soprattutto localmente poter accedere facilmente ai servizi. Pensi soltanto a San Donà che hanno ridotto il servizio chirurgico di anestesia e cardiopatico e hanno aumentato quello psichiatrico, quando quello psichiatrico è importantissimo ma deve essere vicino a un servizio cardiologico anestetico, perché in realtà il paziente psichiatrico è sottoposto a dei farmaci che possono venire monitorati da un anestesista o avere dei problemi, quindi bisogna avere un piano sanitario che tenga conto di queste situazioni. Teresa Lapis, candidata per l'Altro Veneto, grazie per la sua partecipazione, buona giornata. Grazie a lei, grazie a voi. E a tra poco appunto un altro esponente di l'Altro Veneto.